finisce la provincia di Venezia, finisce il villaggio di Marcon, superiamo lo zero e si entra. Da qua adesso comincia il giro. Questo è lo zero e da qui partiamo. Direzione est. Per ora poco fango. Primo problema, prima pessima sorpresa. Vediamo se si riesce a passare. Sì, per sotto. Ok. Allora dobbiamo scendere. Qua siamo alla stazione, all'uscita dell'autostrada. L'esplorazione continua. Andiamo a vedere cosa c'è più avanti. Di qua c'è una specie di laguna. Ah, forse questa è l'oasi di Gaggio, forse questa qua. Oh. Qua c'è un cancello. Ora ci pensiamo. Aspetta che forse c'è la soluzione lì. Si riesce a passare di qua? Sembra che qualcuno l'abbia già fatto. E allora lo farò anch'io. Superata la ferrovia si riparte. La strada non è per niente fangosa. Amara sorpresa, è bloccato. Proviamo ad andare sulla strada grande dove passa quell'auto e forse riusciamo a rientrare sull'argine, se no è tutto finito qua. Ok, siamo passati e adesso ritorniamo argine nord o sud? Sì, ok, c'è sempre la solita domanda, di qua o di là? Sembrerebbe più battuta da questa parte. La strada non è più battuta, è molto più dura adesso. Ne valeva decisamente la pena, davvero. Speriamo non sia dal mio lato. No, si passa tranquillamente e si continua. È meraviglioso, il terreno è un po' meglio e non dovrebbe mancare molto alla confluenza col Dese. Siamo arrivati. Confluenza col Dese. Bellissimo.
Qua non siamo più sul fiume Zero. Comunque bello, 10 km di sterrato puliti, 10 km di argine, ne è valsa proprio la pena. Mi è piaciuto. Ed ora dal ponte di via Zuccarello riprendiamo l'argine del Dese e torniamo verso casa, così aumentiamo la fatica. Ed ecco il perché dovevo venire di qua. La sciarpa che ho perso la settimana scorsa è qui. Trovata. Ottimo lavoro. Non è neanche tanto sporca. Che soddisfazione.